Uno degli interventi più complessi e rischiosi degli ultimi 20 anni per la stazione di Cave del Predil. Così il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha definito l'intervento, durato quasi 24 ore, portato a termine nel pomeriggio di ieri, che ha permesso di mettere in salvo 3 sci alpinisti, quarantenni, tutti trevigiani di Conegliano, Santa Lucia e Vittorio Veneto, rimasti bloccati domenica sulla cima Strugova a 2265 metri sulle Alpi Giulie, vicino al confine sloveno. A causa della neve e del buio, i 3 amici non avevano più potuto continuare. A quel punto avevano allertato i soccorsi. La comitiva ha trascorso la notte a meno 10 gradi, restando continuamente in contatto con il soccorso alpino. Sono stati impegnati una trentina di tecnici. A causa del maltempo e le nubi basse è stato impossibile utilizzare l'elicottero della Protezione Civile. Un primo tentativo di salvataggio era stato fatto dal versante sloveno, ma da lì era stato impossibile. Poi, all'alba di ieri, è partito un team di 4 soccorritori che attraverso la cresta delle Ponze in 3 ore ha raggiunto il terzetto. Altre squadre hanno attrezzato la corda fissa per la discesa che ha richiesto oltre 5 ore. Alla fine i 3 trevigiani, in buone condizioni nonostante la brutta avventura, hanno potuto riabbracciare i familiari.